Federico Capraro, è un turismo in grande trasformazione. Cosa serve per governare questo cambiamento? Serve fare un passo culturale che parte dalla consapevolezza che c'è una economia nuova sul territorio, che è quella turistica, che nulla toglie a ciò che già c'è, anzi valorizza le altre economie e soprattutto valorizza il territorio e il paesaggio esistente. C'è bisogno di capire che oggi siamo su un patrimonio UNESCO, per cui siamo sotto i riflettori, non possiamo sbagliare, ma soprattutto dobbiamo organizzarci. Ciò che noi facciamo dobbiamo farlo imprenditorialmente. Chi viene da noi ha aspettative alte, scopre un territorio straordinario, un territorio che piace, ritornano e devono trovare servizi, devono trovare imprenditorialità, professionalità. Tutti coloro che si sono avvicinati anche grazie a questo percorso del patentino dell'ospitalità che Confcommercio Treviso ha voluto, sono tutti profili che devono parlarsi, organizzarsi e trasformarsi in imprenditori per il territorio, imprenditori turistici. Questo è il passaggio di questi anni. Grazie.